Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, anche oggi per raccontarvi il nostro territorio. Allora, è stata una notte ancora con il fiato sospeso per quanto riguarda il maltempo, ma fortunatamente non si sono registrate criticità. Allora, fra poco faremo il punto della situazione, soprattutto a Vicenza. C'era ovviamente l'attesa per il Bacchiglione e fra poco sentiremo da Luisa Bertini come è andata, però ancora una volta insomma ore di apprensione per il livello del fiume e gli allagamenti, come sappiamo, come abbiamo raccontato ieri, i disagi non sono mancati. Prima però andiamo con la cronaca. La cronaca ci porta a Venezia ed è una vicenda che è un po' una cronaca dell'ennesima questione borseggiatori, quindi ladri, criminalità, e un po' è un altro tema, un'altra piaga, quello delle aggressioni alle persone che stanno lavorando. Parliamo di un autista ACTV che è stato addirittura sfregiato in volto da alcuni borseggiatori nella zona di Piazzale Roma a Venezia, una piaga, quella dei borseggiatori, che sta assumendo contorni sempre più inquietanti e violenti, come testimoniato da questo caso. Ci racconta tutto in diretta Anna Maria Parisi da Piazzale Roma. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Nicola. Violenta aggressione ieri sera alle 22 qui in Piazzale Roma a bordo dell'autobus ACTV numero 5, quello che porta all'aeroporto di Tessera. Un paio di borseggiatori hanno sfregiato al volto con un taglierino autista della CTV dopo che quest'ultimo ha tentato di sventare un borseggio, ovvero il furto di uno zainetto. Non si capisce bene se si trattasse dello zainetto dello stesso autista o dello zainetto di un passeggero. E noi abbiamo come ospite Alberto Cancian dell'RSU ACTV. Buongiorno Cancian. Buongiorno. Un'ennesima aggressione ai danni di un altro autista della CTV, un mese fa un'altra aggressione sempre ai danni di un marinaio a CTV che ha tentato di sventare il borseggio sempre del portafogli all'interno di uno zainetto da parte di alcuni borseggiatori che l'hanno preso a bottigliate in testa. Che cosa sta accadendo? Allora, innanzitutto vogliamo esprimere tutta la solidarietà al collega che è stato colpito da parte di tutti i lavoratori che si uniscono a questo mio invito. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che ormai Venezia non è più quell'isola felice che credevamo essere. Qualcosa è successo. Bisogna fermarsi un attimo e ragionarci sopra. Chi lavora deve svolgere il proprio compito regolarmente, assicurando il diritto alla mobilità dei passeggeri e passeggere. Bisogna che qualora accadessero questi episodi ci sia la certezza di chi colpisce venga arrestato, la certezza di un processo penale per queste persone, il riconoscimento della professionalità di chi lavora nel trasporto pubblico. Ecco Alberto, scusi, la interrompo un secondo, poi torniamo su questa voce, al pari di quella che viene riconosciuta ai sanitari. Tornando all'episodio di ieri sera, quanti punti, poi è stato portato all'ospedale naturalmente l'autista, come sta? Si parla di 3 punti di sutura che gli sarebbero stati medicati al volto. Sì, parlano di 3 punti. Le foto che abbiamo visto circolare nei social sono inquietanti perché c'era una pozza di sangue ieri nella cabina dell'autobus in questione. Io mi auguro che l'autista possa riprendersi il più presto possibile e tutto questo resti solamente un brutto ricordo. Però non possiamo fermarci a qui, dobbiamo pretendere maggiore sicurezza per chi lavora. E come? Sicuramente con riconoscimento pubblico ufficiale di chi lavora, sicuramente con un processo giusto che sia penale, così per essere da deterrente innanzitutto. Maggiori telecamere, maggiori controlli, chiediamo maggiore controllo qui a Piazzale Roma, soprattutto dove ci troviamo adesso, che ad un certo punto diventa la terra di nessuno. Quindi maggiori controlli sostanzialmente e dopo riconoscimento della professionalità.
Ecco, questa è una voce che invece in busta paga non si ha, mi sembra di capire. No, questo è un altro dei motivi forse che non fanno più propendere per iniziare questa attività lavorativa. Il lavoratore, il giovane soprattutto, non è più invogliato a fare questo lavoro anche per questo motivo. Prima dal punto di vista economico, ma soprattutto per episodi come quello che è successo ieri. Noi non ci sentiamo tutelati, insomma, e un giovane potrebbe anche non essere più propenso a fare questo mestiere, ed è la carenza del personale che stiamo vedendo in questi giorni, in quest'estate l'abbiamo vista, perché autobus strapieni, ecco, vaporetti Alberto, saltati. lei diceva che aggressioni di questo tipo accadono ogni giorno qui a Venezia, come anche a Mestre, mi diceva. Ma aggressioni di che tipo? Ai danni degli autisti, dei marinai? Chi sono gli aggressori? Sempre borseggiatori? Non solo, perché qui si pagano anche i disservizi che stiamo vedendo in questi giorni. Le aggressioni sono per lo più verbali, accadono tutti i giorni praticamente. Ad essere colpite purtroppo sono sempre le marinaie, i marinai, ma anche i piloti e gli autisti. Qui c'è proprio una questione che è culturale, perché poi anche in Italia ultimamente non si investe più sul trasporto pubblico locale. Le aziende vengono tagliate, le aziende vengono ridimensionate e di conseguenza i disservizi si vedono fuori al pubblico, ed è chiaro che aumenta la maleducazione anche da questo punto di vista. Quindi per questo dico, bisogna fermarsi tutti e ragionare, cominciare ad investire, tornare ad investire nel trasporto pubblico locale come servizio alla cittadinanza. Ecco Alberto, noi la ringraziamo, Cancian, rappresentante RSU di ACTV, per la sua testimonianza. Nel frattempo ci ha raggiunto anche la segretaria FILT CGIL Federica Vedova. Buongiorno, Buongiorno. Federica. Ecco, si stava dicendo con Alberto Cancian di quanto grave sia stato l'episodio accaduto ieri sera all'autista ACTV. Di cosa c'è bisogno per avere maggiore sicurezza all'interno dei mezzi ACTV? Allora, sicuramente ci possono essere delle scelte anche di carattere tecnico, di protezione, però il punto vero, insomma, non è questo. Il punto vero è far passare un messaggio che la violenza e le aggressioni verso il personale dipendente non sono più tollerate. Questo, secondo me, è un lavoro sicuramente più lento e più complesso, però che deve coinvolgere tutti. Non è una questione, del singolo lavoratore, è una questione sicuramente che intanto riguarda la società di cui sono dipendenti questi lavoratori, ma riguarda anche il contesto. Ecco, come FILT CGIL adesso quali le azioni che avete intenzione di intraprendere? Allora, noi come FILT CGIL abbiamo già intrapreso delle azioni, perché per esempio il tema delle aggressioni lo stiamo ponendo all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori, perché questa cosa deve diventare centrale. Noi abbiamo una crisi di vocazioni, persone che non vogliono più venire a fare gli autisti, persone che non vogliono più fare i piloti o i comandanti o i marinai. C'è un tema, il tema è che questo lavoro è diventato sempre più faticoso, ma anche sempre più pericoloso. Questo tema poi delle aggressioni è molto più largo del trasporto pubblico locale, l'abbiamo visto, è un tema centralissimo dal post pandemia in poi, riguarda ovviamente tutti i settori che hanno a che fare con della clientela o con degli utenti. Noi per esempio il tema delle aggressioni ce l'abbiamo anche nell'ambito aeroportuale, con le stesse caratteristiche. Ecco, quindi queste le azioni da parte di FILT CGIL in merito, partendo anche dall'ultima aggressione. Grazie a Federica Vedova da Venezia con le immagini di Simone Merlo. È tutto, la linea torna a te, Nicola. Grazie Anna Maria. E a proposito di gente che lavora e che viene aggredita, è un caso ormai quasi quotidiano quello non solo degli autisti degli autobus in tutto il Veneto, anche nella Marca lo sappiamo, e anche nel Vicentino, ma anche i sanitari. 2 notti fa l'ultima aggressione nella Marca trevigiana a Vittorio Veneto.
Alcuni passanti hanno chiamato il 118 dopo aver notato un uomo sdraiato a terra in evidente stato di ubriachezza in via Vaccaria, Vittorio Veneto. L'ambulanza arriva sul posto, i sanitari prestano i primi soccorsi all'uomo, un 28enne di origini magrebine residente a Pieve di Soligo, ma questi poco dopo si scaglia contro i soccorritori tentando di aggredirli e spingerli a terra a calci e pugni. L'uomo è stato poi bloccato dai carabinieri giunti velocemente sul posto prima che la situazione degenerasse ulteriormente con conseguenze gravi per i sanitari vittime dell'ennesimo episodio di violenza. I militari si sono frapposti tra i sanitari e l'esagitato magrebino, riuscendo a fermarlo ed arrestarlo con l'accusa di resistenza e violenza a personale sanitario. Oggi il 28enne è stato scarcerato in attesa della celebrazione del processo. Un fenomeno, quello delle aggressioni ai sanitari, che sta assumendo contorni allarmanti nella nostra regione, come conferma Davide Bonapace, autista soccorritore e coordinatore veneto di UGL Salute. Nella nostra regione stanno aumentando drasticamente le violenze sugli operatori sanitari, soprattutto per il personale che lavora nei pronti soccorsi. C'è una piccola statistica che ha fatto la Regione Veneto che dice che dal 1 gennaio al 30 settembre ci sono state 1864 aggressioni nei confronti dei sanitari, più o meno sono 6,8 al giorno. Questo è un problema che ci preoccupa molto, visto considerato che a oggi non ci sono ancora risposte concrete. Preoccupano anche i furti, le razzie nelle abitazioni e nei negozi. C'è stato un furto consistente la scorsa notte nella Marca Trevigiana. Siamo a Preganziolo, uno dei più famosi negozi lungo il Terraglio, veri e propri centri, diciamo, acquisti da Falcon, nome notissimo. Un colpo con razziati iPhone per 20.000 euro, ma ci sono state anche razzie in casa a Silea e Spresiano. Partiamo da Preganziola. Lina Paronetto, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, siamo qui con Alberto Pivetta. Sì, allora c'è veramente rabbia e dispiacere qui da Falcon, storico negozio, come dicevi tu, oggi Falcon Expert, un centro che si è anche ampliato, insomma nel tempo lo conoscono un po' tutti quelli che abitano qui e soprattutto transitano anche lungo il Terraglio. Questa notte dei malintenzionati, adesso è da capire attraverso le indagini di carabinieri e polizia se si riuscirà a risalire ai responsabili di questo colpo. Dalla vetrata che vedete alle mie spalle, dove stanno lavorando il falegname, poi l'addetto all'allarme della sicurezza per ripristinare il tutto, degli individui sono entrati appunto facendosi strada, sfondando la vetrina e puntando dritti, perché evidentemente sapevano di avere anche poco tempo una volta che scattava l'allarme, puntando dritti al reparto telefonia e in particolare alla vetrina di i prodotti più costosi, degli iPhone Apple, poi dei Samsung, insomma sapevano dove andare a recuperare la merce purtroppo più costosa. Hanno fatto questo colpo forzando una vetrina, portando via 20-30 apparecchi, 20.000 euro l'ammontare all'incirca, e poi se ne sono andati prima che sul posto riuscissero ad arrivare carabinieri e polizia, che comunque sono arrivati in forza. Il dispiacere c'è perché le attività commerciali sono nel mirino, così come le abitazioni private, lo sappiamo, perché qui davvero, ci dicevano anche i titolari, si fa di tutto per mettere al sicuro un'attività che è storica, in cui lavorano tante persone, telecamere, infissi come si deve, e poi sistema d'allarme. Tutto questo purtroppo ancora una volta non è bastato, anche perché si usa molta violenza anche, no, per effettuare questi colpi. Ci dicevano l'ultimo colpo 5 anni fa, ma ce ne sono stati tanti, una volta anche con un ariete, con un camion rubato usato come ariete, quindi è difficile difendersi, e lo scoramento nasce da quello, no? Cioè dal fatto che purtroppo non si sa davvero come difendersi, e poi si chiederebbe una pena giusta per chi commette questi atti. Dicevi bene, è stato un fine settimana, anche sono stati giorni anche di furti nelle abitazioni, Silea, Spresiano, diversi colpi di cui ci è stato dato conto. Adesso proseguiremo con Alberto il nostro viaggio proprio per vedere se riusciamo a dare ulteriori dettagli anche su questo fenomeno. Sappiamo bene purtroppo che il periodo non aiuta, nel senso che adesso comincia a fare buio presto, il pomeriggio e il tardo pomeriggio sono dei momenti
ormai da anni sensibili. Una volta i colpi avvenivano di notte, adesso non è più evidentemente così, e tra una settimana, quando cambierà l'ora, probabilmente, e si accorceranno ancora le ore di luce, sarà anche peggio, come abbiamo già detto nei giorni scorsi. Io direi che qui da Preganziol per adesso, Nicola, è tutto, e con Alberto Pivetta ti restituirei la linea. Grazie a Lina Paronetto. E ha tentato il furto anche il 52enne pregiudicato che ieri ha rubato un'auto a Preganziole e poi si è diretto verso Biancade di Roncade, tentando appunto il furto all'interno del ristorante di un hotel, ma è stato messo in fuga dal titolare. Sentiamo le sue parole. Ho visto una persona che probabilmente non è stata fortunata nella vita e sta cercando di portare avanti con questi episodi la speranza di poter forse portare a casa qualche soldino in maniera molto semplice. L'irruzione in un cortile di via Capitello a Preganzioli, il furto di un'automobile che era parcheggiata lì e poi la fuga verso Roncade per arrivare qui all'hotel All'Orso di Biancade e tentare di rubare i soldi del fondo cassa del ristorante. Quando mia moglie è andata al bar per prendere un qualcosa, si è accorta che questa persona era dietro il bancone e stava cercando di prelevare dei contanti dalla cassa, ma memori di esperienze passate, in cassa non c'era nulla. Franco Tonetto, titolare dell'hotel di via D'Annunzio, sente urlare la moglie e corre in suo aiuto. La persona è scappata, io l'ho rincorsa per cercare di fermarla, ma senza successo, anzi ho desistito perché poi comunque è partito molto velocemente con la macchina ed ero preoccupato che potesse causare incidenti. Lo rintracceranno i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Treviso a Breda di Piave, allertati dalla chiamata al 112 del proprietario dell'auto rubata. L'uomo è un pregiudicato di 52 anni, residente a Treviso e già noto alle forze dell'ordine. È accusato ora anche di furto d'auto e tentato furto. Scarcerato, è in attesa di processo. Questa esperienza, oltre ad altre che ho già vissuto in precedenza, mi spingono, ripeto, a dire che è preferibile difendersi passivamente piuttosto che attivamente, perché poi le situazioni possono degenerare. E parlo per la mia attività, l'iniziativa che sicuramente porterò avanti è quella di potenziare il sistema di videocamere in modo da poter fornire poi alle forze dell'ordine tutti gli elementi perché loro possono poi intervenire. I furti e poi le truffe agli anziani con il truffatore che è addirittura un minorenne, è successo a Campodarsego nel Padovano. Giovanissimi, in questo caso addirittura minorenne. È questa l'ultima frontiera delle truffe agli anziani. I carabinieri di Campodarsego hanno bloccato e denunciato un minorenne complice del tradizionale raggiro del finto avvocato, del finto carabiniere. La vittima, una 66enne di Campodarsego, ieri pomeriggio era stata avvertita da un sedicente maresciallo che la figlia aveva avuto un incidente e per questo doveva consegnare una cauzione di 9.000 euro ad un incaricato dell'avvocato che sarebbe passato a casa. Poco dopo il giovane si è presentato alla porta e ha convinto la 66enne a consegnargli le chiavi della cassaforte e alcuni gioielli. L'arrivo della figlia della donna ha allarmato il ragazzo che è scappato mentre le due davano l'allarme ai carabinieri. I militari, grazie alla descrizione, hanno ritrovato il minorenne poco lontano mentre cercava di disfarsi di monili e chiavi. Il giovane è stato identificato, portato in caserma e denunciato per truffa aggravata in concorso. È stato poi affidato ad una struttura di accoglienza per minori. Continueremo con la cronaca fra poco, dobbiamo raccontarvi anche di atti vandalici sulle auto in sosta a Padova. Prima però facciamo, come dicevamo in apertura, un punto sul maltempo a Vicenza e nel Vicentino. In collegamento Luisa Bertini con Simone Squarcina. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Vicenza che ieri e oggi è tornata con il fiato sospeso proprio per la preoccupazione dettata dalle piene del fiume. Ieri attenzionato speciale è stato il Bacchiglione per tutta la giornata, oggi il Retrone, nonostante i livelli non destino preoccupazione. Ecco, lo vedete qui alla mia destra, vedete il livello in cui era arrivato ieri e il livello decisamente abbassato di oggi, perché ieri
ieri era arrivato a 3,10 m, oggi è sceso sotto al 1,50 m. Anche le precipitazioni che ci saranno durante la giornata non destano particolare preoccupazione, perché sono previsti dei sensibili miglioramenti alle piogge. Qualche problema potrebbe esserci alla rete secondaria, anche se al momento la situazione è assolutamente sotto controllo. Il collega vi sta mostrando invece dall'altra parte il Bacchiglione che ieri era arrivato quasi a lambire le campate del ponte. Si vede ancora il livello dall'erba appunto toccata dalla piena di ieri, piena che ha raggiunto i 5,25 m e che oggi è arrivato ai 2,65 m. Problemi, particolari criticità nella giornata di oggi non sono state riscontrate. Ieri qualche strada è stata chiusa per allagamenti momentanei ma risolti durante la giornata. Oggi noi abbiamo fatto il punto insieme all'assessore alla protezione civile Matteo Tosetto, che ascoltiamo insieme e poi la linea può tornare allo studio. Assessore, oggi destava preoccupazione soprattutto il retrone. Sì, ieri sera siamo andati a letto con una grande preoccupazione, visto quello che ci stavano dicendo appunto di precipitazioni importanti in città. Per fortuna questa mattina il meteo sta cambiando, in città sta piovendo ma non sta piovendo con l'intensità che si immaginava ieri, il COC è aperto e rimane aperto, per fortuna però il livello dei fiumi è calato in modo importante, sia il Bacchiglione che il retrone. Proprio il retrone, che era quello che ci preoccupava molto, è sceso sotto il 1,5 m, quando ieri invece aveva avuto una punta di 3,10 m. Ovviamente stamattina durante la riunione del COC hanno approfondito tutte le varie situazioni, è stato mandato alle nostre aziende di continuare comunque a pulire quelle che erano le rogge e i fossati, che sono quelle che poi, qualora dovesse essere necessario, dovrebbero riempirsi d'acqua anziché riversarsi sulle nostre strade. Grosse complicazioni non le abbiamo avute, teniamo fortemente monitorata la situazione, la squadra di protezione civile sono attivate, MCPS, Valore Ambiente e Via Acqua sono comunque a disposizione e il COC rimane aperto anche tutta la giornata. Anche nel Padovano c'è pioggia, sta continuando a piovere, a preoccupare è soprattutto la tenuta della rete idrica minore, anche se abbiamo visto anche sul Bacchiglione a Bovolenta si stanno montando le porte, sospese, come sappiamo, anche in provincia di Padova come in tutto il Veneto, le partite di calcio giovanile. Torna la pioggia con tutto il territorio della provincia in allerta arancione, una situazione che non è di massima emergenza in alcuna area, ma che tiene con il fiato sospeso soprattutto per la tenuta della rete idrica minore. Per questo, da pochi minuti a Padova, la Protezione Civile ha convocato nella sede di Corso Australia il tavolo di emergenza. Sono i fossati e i canali di cui è ricca la città del Santo a dover essere monitorati, pronti a intervenire in caso di necessità. Allargando lo sguardo alla provincia, a Bovolenta, dopo l'ordine arrivato dal Genio Civile, i volontari della Protezione Civile stanno montando le porte sul Bacchiglione, pronti a regolare l'acqua in arrivo da monte, da Vicenza prima, da Padova poi. Nell'Alta Padovana al lavoro tutte le idrovore lungo l'asse del Muson dei Sassi, che resta ad un livello piuttosto alto, mentre nella giornata di venerdì si sono registrati allagamenti con la caduta di detriti sul Monterico a Monselice. Una situazione in evoluzione legata adesso soprattutto alla quantità d'acqua che cadrà in tutta la provincia nelle prossime ore, per cui è fondamentale il bollettino che sarà emesso dalla Regione alle 14. Nel frattempo la FIGC del Veneto, proprio a causa del maltempo, ha sospeso tutti i campionati regionali, provinciali e distrettuali nel terzo weekend di ottobre, domenica mattina inclusa, tutti in campo regolarmente domenica pomeriggio. Restiamo sul Padovano, meglio su Padova città, con un nuovo raid vandalico, lo dicevamo, su auto in sosta a Padova. Pensate, colpite ben 12 auto parcheggiate nel quartiere del Portello. Allora sentiamo Chiara Gaiani e Cristian Rocca Allende, che hanno raccolto anche la testimonianza del coordinatore della Commissione Sicurezza del Centro Storico Alberto Mazzocco. Vediamo questo contributo, poi la pubblicità, poi ripartiremo da un grave incidente sulla strada pedemontana, sulla superstrada pedemontana, fra poco.
Una serie di raid vandalici ripetuti in città, l'ultimo è accaduto qui, siamo nel quartiere del Portello in via Loredanna, dove nella notte tra giovedì e venerdì sono state colpite, pensate, 12 auto, vetri in frantumi. Questo si sono ritrovati i proprietari che lasciano il veicolo, come accade in molte zone della città di Padova, parcheggiato qui al rientro dal lavoro, e ovviamente in un momento, quello della mattina, quando si è sempre i minuti contati appunto per tornare al lavoro oppure per esempio per portare i figli a scuola. Non si tratta del primo raid in città. A Padova a fine agosto un'area colpita era stata quella del quartiere della Sacra Famiglia. Prima erano avvenuti azioni simili in piazza Capitaniato. Si pensa che dietro a questo possa esserci una banda che colpisce ovviamente durante le ore notturne oppure nelle ore del giorno quando c'è minor passaggio, e che sceglie delle aree della città come questa in cui ci troviamo, in cui non c'è presenza di telecamera di videosorveglianza. È ovviamente una vicenda che ha l'attenzione non solo delle autorità. Ieri c'è stata tutta una serie di telefonate ai centralini, soprattutto della polizia locale di Padova, ma è l'attenzione anche della consulta di quartiere. Qui siamo nel quartiere centro per la precisione. Noi allora abbiamo sentito quali sono le iniziative che chiederà al Comune di assumere la Commissione Sicurezza presieduta da Alberto Mazzocco, coordinata da Alberto Mazzocco, e noi vi lasciamo all'intervista che con il collega Cristian Roque Allende abbiamo raccolto proprio qualche minuto fa. Siamo arrivati a quasi una trentina di auto nel giro di circa un mese. Voi siete preoccupati di questa cosa? Ma io penso che la prossima consulta sarà senz'altro uno degli argomenti da portare all'ordine del giorno. Vero è che comunque necessiterebbe una maggior presenza delle forze dell'ordine. Il problema, so che per motivi di budget non è possibile aumentare questa presenza, per cui l'idea che si sta facendo strada in questo momento è quella di aumentare la videosorveglianza. L'importante sarebbe che poi con la videosorveglianza ci fosse qualcuno che può guardare chi ha commesso questo reato, anche se si tratta di un reato sicuramente minore per la scala di possibilità che ci può essere, però bisogna vedere questo è importante. Ecco, l'idea che vi siete fatti dal vostro colloquio costante con i cittadini e anche con le vittime è quella che ci sia un po' una banda che si sposta in città. Sì, probabilmente sì, le ripeto, probabilmente esisteva anche qui in piazza Capitaniato la stessa cosa, questione di un anno e mezzo fa. Probabilmente sì, è una banda. Poi non so se siano soggetti anche a furti oltre che a spaccate le auto, però di solito c'è sempre anche un piccolo furto di oggetti di nessun valore. Ecco, voi state ricevendo parecchie segnalazioni in merito. Sì, ci sono parecchie segnalazioni. Ripeto, io conosco molto bene il Portello, visto che sono nato là, conosco via Loredan ed è un posto dove probabilmente è anche facile fare queste cose. Rieccoci in diretta, abbiamo ampiamente parlato di ladri e razzie, abbiamo visto Linda Paronetto con la razzia da 20.000 euro da Falcon, uno dei più noti negozi lungo il Terraglio. Andiamo invece a Cassola, dove una donna, la titolare di un negozio, ha scoperto il ladro, lo ha inseguito in auto e lo ha fatto arrestare. Appunto era successo a Cassola, il malvivente era fuggito in bicicletta, ci racconta tutto Mirko Cavallin.
In questo negozio di casalinghi gestito da alcuni cittadini cinesi, un 36enne marocchino si è introdotto forzando una finestra negli scorsi giorni. La titolare, allertata dal sistema di allarme, è arrivata scorgendo l'uomo che ancora con lo zaino in spalla e una borsa si aggirava tra gli scaffali. Ne è nato un inseguimento prima all'interno del negozio e poi con il marocchino a bordo della sua bicicletta e la donna cinese quarantenne a bordo della sua macchina. Nel frattempo, tramite una collaboratrice, la signora ha contattato il 112. L'inseguimento è terminato dopo circa 1 chilometro all'interno di un cantiere edile dove alcuni operai, allertati anche dalle urla, dai richiami della signora, hanno fermato l'uomo. Il 36enne, già pregiudicato, aveva con sé la merce per 2.500 euro, compresi anche 1.150 euro in contanti, merce che poi è stata restituita alla titolare del negozio. L'uomo aveva già precedenti per altre rapine commesse nel territorio. In particolare, la stessa mattina, circa 3/4 d'ora prima, aveva tentato un altro colpo in un'attività commerciale a pochi metri da questa in cui ci troviamo a San Zeno di Cassola. I carabinieri di Romano Dezzelino sono intervenuti arrestandolo e dopo l'udienza di convalida l'uomo è stato portato in carcere a Vicenza. E poi sempre dal Bassanese, gli attimi di paura questa notte sulla strada Pedemontana Veneta, la superstrada Pedemontana Veneta, dove un furgone si è letteralmente schiantato nello scontro con un tir. Paura e danni questa notte sulla strada Pedemontana Veneta, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un furgone e un camion. Lo schianto è avvenuto all'altezza dello svincolo di Colcerese in direzione ovest, dove un furgone ha tamponato un autoarticolato per cause che sono ancora in via di definizione. Il veicolo si è scontrato contro il lato destro del mezzo pesante e si è letteralmente disintegrato, finendo in 1000 pezzi. Il conducente è uscito da solo dalle lamiere contorte, ma è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, sono arrivati i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, il personale ausiliario di SPV e la polizia stradale. Adesso parliamo di lavoro, parliamo di un'avvertenza che preoccupa perché riguarda un sito nel ferrarese Copparo, ma riguarda anche Castelfranco Veneto. Parliamo della vertenza Berco. A Castelfranco questa mattina c'è stato un consiglio comunale straordinario che il nostro Lucio Zanato ha seguito per noi. Buongiorno Lucio. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Consiglio comunale straordinario in biblioteca oggi a Castelfranco. Sono con il sindaco Stefano Marcon. Siamo all'esterno della Berco. Allora, intanto va detto una cosa per chi conosce poco la vicenda. La Berco dice poco, dice molto di più Simbel a questo territorio, non solo. Quello che vedete alle nostre spalle è un cingolato, perché in questo momento qui si fanno e si sono sempre fatti del resto proprio i cingoli dei carro armati, ma in questo caso anche di mezzi industriali. Sindaco, intanto oggi c'è stato questo consiglio comunale dove c'è stata una mozione congiunta di sostegno alle famiglie, anche se va detto che qui l'unico problema che l'azienda ha sollevato è quello di levare praticamente tutti i bonus, tornare ad azzerare sostanzialmente gli stipendi. Una botta sotto il profilo economico, ma il lavoro per il momento è ancora garantito. Così sembra, ancorché bisogna tendere a usare il condizionale, perché è certo che abbiano chiesto l'azzeramento della contrattazione di secondo livello, così come è altrettanto certo che la procedura di licenziamento l'hanno attivata solo per i dipendenti di Copparo. Però bisogna stare sempre accorti, perché magari ci sono dei tecnicismi che possono sfuggire, e vedere magari più avanti anche Castelfranco Veneto colpita da questa riorganizzazione. Comunque sia, ho detto che Castelfranco Veneto è a fianco di Copparo, devono andare avanti di pari passo, perché l'azienda, la Berco, lega a doppio filo Castelfranco con Copparo, e quindi noi saremo sempre a fianco dell'amministrazione. Ho chiesto anche che ci coordini
il sindaco di Copparo, in modo tale da fare un'azione congiunta, sinergica, come quella che abbiamo fatto in Consiglio Comunale oggi, che è stato un gran bel esempio di partecipazione trasversale, senza nessun condizionamento ideologico piuttosto che politico, ma finalizzato e teso ad essere a fianco alle famiglie che sono colpiti da questa riorganizzazione. Ma nel lato pratico questa mozione del Consiglio Comunale a che cosa serve? Magari a darvi più forza per arrivare al tavolo delle trattative che il 5 novembre ci saranno a Roma, anche se voi non siete stati chiamati? Sì, l'abbiamo approvata qui, è stata approvata a Copparo, sarà approvata dall'Unione dei Comuni Terre e Fiume, che raggruppa 3 comuni appunto del Ferrarese, e la stiamo estendendo in modo tale da coinvolgere più enti e più istituzioni possibili e arrivare al tavolo delle trattative con una massa critica che induca chi deve fare delle riflessioni a farle, perché qui non bisogna tendere oppure guardare solo e meramente l'aspetto di carattere economico, ma l'impatto sociale di una riorganizzazione così importante avrebbe ricadute purtroppo molto negative per le nostre comunità. Senta, per ultimo poi lanciamo sia il commento, perché qui devi sapere, Nicola, era presente anche il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, che ha detto la sua, ha detto attenzione, noi a questo punto abbiamo le procedure, andremo a trattare, ma voi siete legati a noi, quindi Castelfranco deve sentirsi, fra virgolette, preoccupata per quello che succede a Copparo. Va anche detto che Copparo è a confine, per chi non lo sapesse, con il Po e quindi con il Veneto, e ci sono tanti cittadini di Occhiobello, di Canaro e di altri paesi che sono del Basso Polesine, che vanno proprio a lavorare a Copparo, quindi è un problema sì di Copparo e dei, chiamiamoli, emiliani, ma è un problema anche di tante famiglie venete. Detto questo, qui siamo, l'abbiamo detto prima, all'ex Simmel. Questi cingoli una volta venivano costruiti anche per i carri armati. C'è chi dice è vero che a breve l'Europa dovrebbe attrezzarsi con una forza di difesa, e allora perché non pensare di riconvertire o comunque di ricreare quella che era una situazione di produzione seppur bellica ma importante, visto e considerato che qui vicino ci sono addirittura aziende che fanno ancora i fondelli per le bombe? Guardi, non serve forse attendere che l'Europa si organizzi per una difesa propria, basta guardare all'attualità. Ho letto che Leonardo ha fatto una joint venture con Rheinmetall tedesca per la produzione di carri armati per il prossimo decennio con una spesa che si aggira in 20 miliardi. Allora io dico che i sottocarri qui si fanno, come vedete, e se attraverso il Ministero, Leonardo è una partecipata, si trovassero delle forme di collaborazione anche con la Berco, probabilmente riusciremo a salvare capre e cavoli. Grazie Sindaco, allora io adesso lancerei i 2 contributi, quindi il Sindaco di Copparo e poi a seguire il segretario della FIMCISL Massimo Civiero, che dà i dati sul ridimensionamento sia qui a Castelfranco sia quello che è successo a Copparo, e poi linea a te Nicola. Nel suo intervento ha detto io ho i bambini che mi fermano la mattina perché dicono mamma non ha più lavoro. Sì, purtroppo è una realtà ed è una veramente fotografia della situazione drammatica che sta vivendo il nostro territorio, che è veramente sospeso tra la vita e la morte, della tenuta sociale del paese, delle lavoratrici, dei lavoratori, di tutte le famiglie che sono collegate. In questo momento mal contate, legate alle lettere che sono pervenute ai dipendenti con l'apertura della procedura di licenziamento collettivo. Si parla di 480 impiegati addetti allo stabilimento del solo comune di Copparo, per cui, ripeto, mal contate circa 1500 persone considerando le famiglie su 16.000 abitanti. Effettivamente sono numeri molto grandi e davvero sono la cartina al tornasole della crisi che rischiamo di vivere se non accade qualche cosa di concreto nei prossimi giorni. Qui a Castelfranco si parla di 70 esuberi, però non è stata formalizzata la richiesta, si pensa solo all'annullamento, diciamo così, dei benefit sui vari stipendi. Lei dice attenzione perché è il primo passo. Beh, allora abbiamo visto questa doppia fase in cui inizialmente l'azienda ha parlato comunque di esuberi sia sullo stabilimento di Copparo che quello di Castelfranco.
in questo momento la comunicazione e l'apertura del licenziamento collettivo sembra riguardare solo lo stabilimento di Copparo. A Castelfranco si è partiti, come si diceva, con la disdetta comunque dell'integrativo aziendale, che comunque cuba in maniera importante, influisce in maniera importante comunque sul salario degli operatori e delle operatrici, per cui si rischia davvero di fare la differenza, ma c'è un nodo basilare, al di là e al netto di tutto, la tenuta proprio dello stabilimento e degli insediamenti di Copparo, perché è chiaro che se a Castelfranco viene tolto l'integrativo aziendale ma si tolgono le condizioni di sopravvivenza dello stabilimento di Copparo, gioco forza, visti i legami tra i due stabilimenti, anche quello di Castelfranco sarà poi dopo coinvolto in conseguenze negative. La proprietà dice sia per Copparo sia per Castelfranco c'è un problema di competitività internazionale. I prodotti che vengono fatti in questi due siti costano il 50% in più rispetto a quelli fatti in Cina o in Libia. Cosa rispondere? Sì, assolutamente, questo è un problema che credo debba essere affrontato a livello politico. Infatti mi auguro che tutto sommato il Consiglio Comunale di stamattina, che ha visto tutte le parti politiche convergere per trovare una soluzione, io spero che anche a livello nazionale si tolgano le casacche dei vari partiti e si affrontino questi temi, perché credo non sia né la questione dei dazi che può risolvere questa partita economica globale che stiamo purtroppo vivendo. Dal problema del lavoro, dei posti di lavoro, al problema delle vittime sul lavoro, conclusa l'autopsia sul corpo dell'operaio morto sul lavoro sabato scorso ad Altavilla Vicentina. Lo ricorderete, il giovane papà travolto da un mancale di finestre. I magistrati hanno autorizzato le esequie che si svolgeranno martedì prossimo. L'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta alla sepoltura del corpo di Giuseppe Daniele Tagliapietra, l'operaio di 29 anni di Altavilla Vicentina, morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto alla Tecnomat sabato scorso. L'autorizzazione è stata concessa dopo l'autopsia disposta dalla Procura per stabilire l'esatta causa del decesso avvenuto a seguito di un devastante trauma cranico. Il giovane operaio sarebbe stato travolto da un pesante bancale carico di finestre che stava movimentando nell'area esterna di carico e scarico dell'azienda. Per questo è stato avviato un procedimento penale per l'ipotesi di omicidio colposo a carico del datore di lavoro. Le esequie di Giuseppe Daniele Tagliapietra, che lascia una figlioletta di 11 anni, saranno celebrate ad Altavilla Vicentina martedì prossimo 22 ottobre nella chiesa parrocchiale del Santissimo Redentore alle 14:30. Infortuni sul lavoro, ieri lo Spisal ha fatto il punto della situazione in Ulsuno Dolomiti e c'è un dato inquietante, più 14% di infortuni nei primi 7 mesi del 2024. La mission dello Spisa è quella della riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per la riduzione, per arrivare a questo obiettivo, non possiamo agire solamente sulla vigilanza, perché dobbiamo immaginarlo un po' uno sgabello a 3 gambe. La vigilanza è solo una delle gambe dello sgabello. E poi ci sono l'informazione più diffusa possibile ai lavoratori e agli studenti delle scuole e l'assistenza alle aziende. È un impegno a tutto tondo quello dello Spisal dell'Uls Dolomiti, che alla vigilia della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro fa il punto sui dati degli infortuni in provincia di Belluno, esclusi quelli in itinere. 1558 nei primi 7 mesi del 2024. Quelli denunciati equivalgono a un più 14,2% rispetto al 2023. 3 gli infortuni mortali. In crescita anche le malattie professionali, che sono 201 al 30 settembre 2024. È un impegno continuo, costante, ed è un impegno soprattutto che vuole essere di affiancamento, di accompagnamento alle imprese e ai lavoratori per garantire appunto la migliore sicurezza e salute possibile negli ambienti di lavoro. Lo Spisal di Belluno svolge il ruolo di capofila all'interno del piano mirato di prevenzione nel settore dell'agricoltura, che continua ad essere l'ambito dove si registra la maggiore incidenza di infortuni sul lavoro. Le statistiche ci dicono proprio questo, che l'agricoltura in Veneto è al primo posto per infortuni mortali. Come Veneto ci stiamo muovendo con un piano mirato di prevenzione agricoltura. Gli obiettivi del piano mirato sono stati condivisi a livello di parti sociali e parti sindacali e saranno la sicurezza del mezzo agricolo e dell'albero cardanico, gli ambienti confinati e per terzo ci sarà la sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli. La prevenzione passa anche attraverso i controlli e in questi mesi massima attenzione è stata posta sui cantieri delle opere olimpiche. 7
i verbali redatti per inottemperanze alla norma relativa al pericolo di cadute dall'alto. Mercoledì prossimo, in occasione della Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, ULS 1, Comune di Belluno e l'organismo provinciale di coordinamento porteranno per la prima volta in provincia lo spettacolo teatrale Ocio. Abbiamo voluto evidenziare in questa settimana, attraverso quello che è appunto una rappresentazione teatrale, i momenti che possono essere oggetto di incidenti all'interno appunto di un'azienda. Serve a capire come ci si deve comportare, come si deve lavorare, come si vuole garantire, ripeto, questa salute e sicurezza degli ambienti del lavoro nel miglior modo possibile. Appuntamento il 23 ottobre alle 18 al Centro Congressi del Giovanni XXIII di Belluno. Di nuovo una breve pausa pubblicitaria, poi apriremo una pagina politica che tra Bassano e Rossano è caldissima. Allora, Focus TG, l'ultima parte, la politica locale, partendo da Bassano, dopo il clamoroso ribaltone a Rossano Veneto, di cui parleremo fra poco con la minoranza, pensate, passata a sostenere il sindaco Marco Zonta, anche Bassano del Grappa vive una giornata politicamente importante. L'ex sindaca Elena Pavan ha infatti annunciato poco fa, dovremmo avere le immagini della sindaca Pavan, ha annunciato poco fa la sua iscrizione a Fratelli d'Italia e il suo passaggio in maggioranza a sostegno di Nicola Finco. La comunicazione, a meno di 4 mesi dalle elezioni amministrative, è avvenuta la presenza dell'europarlamentare Elena Donazzan, del coordinatore provinciale del partito, nonché del deputato Silvio Giovani, del consigliere provinciale Davide Berton e del portavoce del circolo cittadino Nicola Giangregorio. Per me è una scelta naturale come appartenente al centrodestra, ha detto Elena Pavan. Oggi si tira un sospiro, si tira una linea, scusate, avrà un appoggio costruttivo e porta un bagaglio importante di esperienza da 5 anni come sindaco. Cercherò il dialogo su eventuali provvedimenti che dovessero andare contro a quelli che ho costruito negli ultimi 5 anni. E il riferimento ovviamente va alla polizia locale che Bassano vorrebbe riportare sotto il proprio controllo, sottraendola alla Unione Montana. Dunque, la notizia di poco fa, avete visto anche le immagini, è Elena Pavan, l'ex sindaca di Bassano del Grappa, che ha annunciato la sua iscrizione a Fratelli d'Italia e il suo passaggio in maggioranza a sostegno di Nicola Finco. Il tema dei vigili lo affronteremo fra poco. L'altro ribaltone di cui si parlava è quello di Rossano, dove il sindaco, dopo aver tolto le deleghe alla vice sindaca Morena Martini, ha chiesto l'aiuto dei consiglieri di minoranza che hanno accettato di concedere il loro appoggio. Il giorno ufficiale in cui saranno costituiti i nuovi gruppi sarà lunedì prossimo e questa è la nuova maggioranza che affiancherà il sindaco Marco Zonta alla guida del comune di Rossano Veneto. Al suo fianco passano i 4 consiglieri di Prima Rossano con il candidato sindaco Davide Berton, a cui si aggiungono l'attuale vice sindaco Paolo Trentin e l'assessora Elga Battaglin. Una scelta obbligata, spiega il sindaco Marco Zonta, per evitare le dimissioni. Scelta obbligata per rispetto del paese, del comune di Rossano Veneto, dei suoi cittadini, perché abbandonare adesso con le opere pubbliche, penso alla piazza, penso all'asilo, le opere che abbiamo con il PNRR, l'ampliamento del nido, abbandonare adesso, lasciare tutto in mano a un commissario avrebbe voluto dire una debacle personale per quanto mi riguarda, ma poi un danno anche per tutto il comune. Un accordo su 3 punti, quello tra il sindaco e il gruppo Prima Rossano. Quando ci siamo proposti, noi ci siamo candidati non contro una persona, ma per un'idea, per un programma. In questo momento in cui Rossano Veneto è un cantiere a cielo aperto, in cui servono scelte amministrative, in cui abbiamo 2 opere del PNRR che hanno tempi stretti e contingentati e necessitano di un'amministrazione che sceglie, abbiamo scelto di costruire. Il sindaco Zonta potrà contare sull'appoggio di 7 consiglieri su 13 eletti. A novembre il prossimo consiglio comunale. Dove con il sindaco Stangerlin abbiamo fatto il punto sui lavori di costruzione della bretella ANAS che collegherà la statale Valsugana dal Grifone fino a Felletti. I lavori sono in ritardo di oltre un anno, denuncia in una nota il comune di Cassola, mentre continuano i disagi per i cittadini.
Lavori a Passo di Lumaca e uno slittamento di oltre un anno sul cronoprogramma lavori originario. Così in una nota il comune di Cassola denuncia ritardi nella realizzazione della bretella che collegherà la statale 47 Valsugana dal Grifone fino a Fellette attraversando San Zeno e San Giuseppe. Un'opera da più di 20 milioni di euro finanziata e appaltata da ANAS e destinata a sgravare dal traffico Viale Venezia e Cabaroncello. Dalla prossima settimana dovrebbe esserci una finestra di circa un mese per le asfaltature, dovrebbe essere completata la parte del sovrappasso che va verso Fellette, come asfaltatura parlo, e che poi si riconduce alla rotatoria del Tosano, e dalla rotatoria del Tosano si dovrebbe arrivare a questa rotatoria in via Portile per poi giungere direttamente in via Montepertica. Mentre a San Zeno, nella zona di via Asiago, dovrebbe essere realizzata al grezzo la rotatoria di via Asiago e permettere così la fruibilità da parte anche dei cittadini e delle abitazioni che si trovano nel ramo di via Asiago che va verso nord. Questo consentirà all'azienda di mettere in sicurezza e realizzare il collegamento tra via Asiago e via Marangoni. Ovviamente a noi hanno detto che questo avverrà entro fine anno, non lo so, so comunque che per quel che riguarda invece la priorità forse ancora maggiore per noi, e cioè lo sfogo di via Asiago verso il Grifone, quella dovremo attendere la primavera. A Padova adesso cambiamo argomento, un regalo speciale per i 30 anni della Fondazione Città della Speranza. La Fondazione Città della Speranza compie 30 anni e a 12 dalla prima si regala la seconda torre della ricerca. È la seconda torre che presenteremo entro questo mese di progetto in comune, che verrà spero approvato, perché abbiamo già nel preliminare l'accordo con il comune e poi con la speranza di poter partire a primavera dell'anno prossimo con la costruzione di questa. Questo darà nuovi spazi ai nostri ricercatori, perché qui non abbiamo più un metro quadro a disposizione e quindi avremo bisogno di ulteriori fondi per finanziare tutti quei nuovi ricercatori che ospiteranno questi spazi. La nuova torre costerà circa 20 milioni di euro e sarà la sorella minore della prima. Saranno 3 piani, perché questo è il limite imposto per quanto riguarda la possibilità di sopraelevazione, e anche per la distanza dell'altra torre saranno circa 8.000 metri di laboratori ulteriori. Tra gli altri regali che la Fondazione vuole farsi, anche una cell factory pediatrica, una fabbrica delle cellule, un ulteriore strumento per i ricercatori della Città della Speranza. La Cell Factory è quel laboratorio che permette di isolare le cellule mesenchimali staminali dai cordoni ombelicali di appunto donne partorienti che appunto ne consentono l'utilizzo per scopi scientifici. La ricerca quindi non si ferma e collabora con il territorio, come per quella che combina biomateriale e cellule staminali per il trattamento delle fistole pediatriche, che parte da Vicenza. È partito tutto da una chiamata del primario di chirurgia pediatrica, il dottor Chiarenza, con un'esigenza clinica specifica che avevamo ovviamente la necessità di soddisfare, e da qui è nata la collaborazione con il reparto, con la Cell Factory di Vicenza, e il progetto poi è stato finanziato dalla Fondazione Città della Speranza. Questo progetto, come diceva la mia collega, nasce da un'esigenza clinica in pazienti pediatrici che appunto presentano queste fistole, che sono delle connessioni abnormali fra organi che normalmente non sarebbero connessi, e quindi l'esigenza appunto è quella di combinare dei biomateriali e delle cellule mesenchimali al fine di ritenere queste cellule nel sito di iniezione e cercare di stimolare la rigenerazione dei tessuti affinché questa comunicazione appunto non sia più possibile fra i due organi. Si avvicinano le giornate dedicate alla commemorazione dei defunti e siamo nella Marca. Contarina lancia una nuova app curiosa nei 68 cimiteri convenzionati con il consorzio di Bacino Priula. Si chiama Aldilap e avvicina virtualmente i cimiteri a tutti quanti.
Quando il digitale entra anche al cimitero, consentendo a chi vuole ricordare una persona cara che non c'è più di accedere a determinati servizi anche se si è lontani. Si chiama Aldilap ed è un'applicazione per smartphone attivata in tutti i 68 cimiteri gestiti da Contarina. Scaricando l'app sul proprio cellulare sarà possibile ad esempio accendere un cero virtuale sul profilo del defunto, geolocalizzare una tomba, ma anche usufruire di servizi materiali come ordinare un mazzo di fiori da inviare in qualsiasi parte del mondo sulla tomba di una persona cara, e tra non molto sarà disponibile anche il servizio di pulizia della sepoltura. Aldilap rappresenta quindi un'opportunità unica per tutti coloro che vogliono onorare un defunto ma sono impossibilitati a recarsi fisicamente al cimitero, magari perché vivono lontano o sono malati. Sono attualmente 23 i comuni convenzionati con il Consiglio di Bacino Priula relativamente al servizio cimiteriale, ha detto il presidente Franco Bonesso. Stiamo lavorando per creare un modello che coinvolga tutti e 49 i comuni interessati. Ad oggi abbiamo già superato la copertura di oltre metà degli abitanti, servendo, conclude Bonesso, più di 320.000 cittadini che potranno usufruire anche di questo nuovo servizio. Torna dal 24 ottobre l'antica fiera di San Simeone a Marostica. Fiera di San Simeone è un appuntamento imperdibile della città. Ultima domenica del mese, un appuntamento che mette insieme un sacco di attività, un sacco di associazioni, ma soprattutto che fa riscoprire quella che è la ruralità del territorio e della città di Marostica. Torna a Marostica dal 24 ottobre l'antica fiera di San Simeone con i festeggiamenti per il santo patrono e il ringraziamento di fine stagione agricola. Il momento clou sarà domenica 27 a partire dalle 10 con la sfilata dei trattori e la Santa Messa. In piazza tantissime iniziative tra laboratori, mostre, visite guidate alla cinta muraria e molto altro ancora. Ci saranno stand con i prodotti locali, camminate tra gli olivi, camminate nei castelli, nelle colline. Noi saremo presenti con lo stand con lo spiedo d'oca per la rassegna Oca e Marzemin. Riproporremo anche il risotto con la zucca come era tradizione una volta, e poi avremo spettacolo con le arti per via alle 11 del mattino e alle 15 del pomeriggio, per concludere alle 18 con la tombola. Sarà l'occasione per scoprire anche l'arte della falconeria, il camminamento di ronda, la lavorazione della ceramica e il mondo delle api. È la fiera del ringraziamento dell'agricoltura, ricordiamoci che no api, no agricoltura, ovvero molto meno agricoltura. Le nostre piccole amiche ci impollinano il 70% dei vegetali e della frutta e verdura. Fiera di San Simeone, ma anche camminata tra gli olivi per scoprire le caratteristiche dell'olivocoltura della zona. Prodotto agricolo d'eccellenza, l'oro verde della Pedemontana. Ci saranno infatti un sacco di eventi dedicati a questo prodotto. Partiremo da giovedì 24 con una conferenza dedicata all'olio, degustare per conoscere, quindi capire la qualità, fattori intrinseci ed estrinseci di questo prodotto, e poi una serie di camminate il weekend sul territorio dove andremo in mezzo agli oliveti, degusteremo l'olio e con i ragazzi dell'Istituto Agrario conosceremo questo buonissimo e speciale prodotto. In attesa allora del prossimo weekend e dall'inizio della fiera dal 24 c'è un appuntamento in questo weekend, oggi e domani le giornate delle Ville Venete. 3.800 ville venete in Veneto, 430 in Friuli Venezia Giulia, uno dei patrimoni culturali più preziosi del nostro territorio, esempio straordinario di armonia e bellezza. Torna la giornata delle ville venete, raddoppia con un intero weekend dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di questi gioielli che rappresentano un unicum in Italia e nel mondo. Il periodo in cui sono state costruite le ville, che va dal 400 alla fine 700, ha caratterizzato, voglio dire, molte parti d'Italia, ma nel Veneto e nel Friuli rappresenta praticamente una eccezionalità sia per dimensioni, per entità e per qualità degli edifici. La 2 giorni di visita è stata preceduta da un convegno a Villa Selvatico di Battaglia Terme dedicato all'ecosistema delle ville venete per legare la villa al contesto odierno. Significa poter accettare quelle che sono le sfide, essere pronti ad accettare le sfide e i problemi del tempo attuale e del futuro. Per cui secondo noi questo elemento, la centralità proprio della Villa Veneta all'interno di questo ecosistema economico, produttivo, con un indotto notevolissimo per il territorio, è fondamentale. Ville venete sempre più richieste anche come location per produzioni cinematografiche e televisive. Parliamo di registi come Luchino Visconti, come
Vittorio De Sica, grandi attori, grandi film che sono stati girati nelle Ville Venete dagli anni 50 in poi. E oggi c'è una fortissima richiesta di portare set all'interno delle Ville Venete. Il 20% delle produzioni che noi sosteniamo come Veneto Film Commission, che sosteniamo ed assistiamo, vuole girare all'interno delle Ville Venete. Testimonianza di quanto il Veneto nell'ultimo periodo stia diventando attrattivo per il cinema. Nel Veneto stanno arrivando tantissime produzioni, soltanto nel 23 e nei primi mesi del 24 abbiamo avuto rapporti e gestito rapporti con 110 produzioni estere, italiane e anche venete che sono venute a girare qui. Oggi al Festival del Cinema di Roma ci sono 6 film importanti girati qui in Veneto e noi siamo stati sempre molto coinvolti nel facilitare, agevolare il lavoro di registi, produttori, attori, tutti i cast che passano da queste parti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.